rallegrati esulta, figlia di Sion, ecco a te viene il tuo Re. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna al Re che viene, sia lode, onore e gloria al Cristo Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo oggi la settimana santa. Oggi domenica delle Palme e della Passione del Signore. Di solito noi ci fermavamo sulla prima parte, Domenica delle Palme. Per molti celebrare questa domenica significava benedire i rami di palme e di ulivo e si concludeva tutto là. Il fatto che quest'anno, per la situazione che stiamo vivendo, non abbiamo avuto la possibilità di benedire le palme, forse ci dà l'occasione di fermarci sulla seconda parte, sulla passione del Signore, che è un elemento fondante della nostra vita di fede, la passione, la morte e la resurrezione. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra,
sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: Andate in città da un tale e ditegli: il Maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli.
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i 12, mentre mangiavano disse: In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli. Sono forse io, Signore? Ed egli rispose: Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda il traditore disse. Rabbì, sono forse io? Gli rispose. Tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: Questa notte per tutti voi sarò un motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: Se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: Quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbì. E lo baciò. E Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compierebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire?
In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono 2 che afferrarono: Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: Tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? E quelli risposero: È reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percorsero, altri lo schiaffeggiarono dicendo: Fai il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e gli disse: Anche tu eri con Gesù, il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: Non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e gli disse ai presenti: Costui era con Gesù, il Nazareno. Ma egli negò di nuovo, giurando. Non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: È vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare. Non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani dicendo: Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: A noi che importa? Pensaci tu. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che al prezzo fu valutata dai figli di Israele, e le dissero: per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore.
Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose. Tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: Non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato il Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero. Barabba. Chiese loro Pilato: Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo? Tutti risposero. Sia crocifisso. Ed egli disse: Ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: Sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi. E tutto il popolo rispose: Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo averlo fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiatosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli misero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli chiesero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli fecero la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: Tu che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il Re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in Lui. Ha confidato in Dio, lo liberi Lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni, crocifissi con lui, lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. e subito uno di loro,
corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: Davvero costui era figlio di Dio. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga sigillata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nella preghiera iniziale di questa celebrazione abbiamo ascoltato che Dio ci ha dato come modello il Cristo suo Figlio, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce. E abbiamo pregato che noi possiamo apprendere da Gesù Cristo il suo insegnamento, in modo particolare l'insegnamento grande che ci dà attraverso la sua passione. Perché soltanto se noi sappiamo vivere la nostra passione come l'ha vissuta Gesù, saremo nella situazione di partecipare alla gloria della sua risurrezione. Abbiamo ascoltato il racconto della passione del Signore. Quando Gesù si reca nell'orto del Getsemani e ha davanti
quello che deve affrontare, ci diceva il Vangelo che cominciò a provare tristezza e angoscia. Di fronte a questi sentimenti che sente, come reagisce? Cadde faccia a terra e pregava. All'angoscia e alla tristezza che lo assalgono, pensando alla passione che deve affrontare, Gesù reagisce con la preghiera. Ed anche la preghiera che rivolge al Padre è un esempio per noi. Padre, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io ma come vuoi tu. Chiede al Padre che se è possibile allontani da lui il calice della sofferenza, ma molto importante è quello che aggiunge dopo, però non come voglio io ma come vuoi tu. Pregare con fiducia significa affidarsi alla volontà del Padre. Del resto Gesù prega in questo modo e quando insegna a noi come bisogna pregare, quando ci insegna il Padre nostro, ci dice proprio che noi dobbiamo sempre dire sia fatta la tua volontà. La preghiera autentica è quella che chiede al Signore ciò che ritiene utile per la propria vita, ma alla fine aggiunge sempre sia fatta la tua volontà. Noi stiamo vivendo una situazione particolare e forse anche noi siamo presi dall'angoscia di tutto quello che stiamo vivendo e vorrei fare riferimento anche alla prima lettura che abbiamo ascoltato. Dice: il Signore mi ha mandato a rivolgere una parola allo sfiduciato. Chiediamoci: io sono sfiduciato di fronte a questa situazione che sto vivendo? La sfiducia, guardate che è una tentazione che dobbiamo correspingere e la sfiducia non è dell'uomo di fede. L'uomo di fede è l'uomo della fiducia. Del resto, fede significa fiducia. Sfiducia significa non avere fede perché non si ha fiducia, non in se stesse, ma la fiducia qui in Dio. Ed era bello con la descrizione, dice: il Signore mi dice ogni mattina tendi l'orecchio per ascoltare quello che io ti dico e poi dirlo agli sfiduciati. E qual è l'affermazione centrale che il Signore dice rivolge agli sfiduciati? Digli che il Signore li assiste, il Signore mi assiste, il Signore ci assiste. E se il Signore ci assiste, noi non abbiamo motivo di perdere la nostra fiducia, perché la nostra fiducia non è posta nelle cose terrene. Noi abbiamo visto che è bastato un virus per sconvolgere le sicurezze non nostre, ma di tutta l'umanità, di quelli che si ritenevano onnipotenti, ma la fiducia posta in Dio è una fiducia ben posta. E allora con noi non dobbiamo farci prendere dalla sfiducia, deve essere un attimo, e poi dobbiamo riprendere coraggio al pensiero che il Signore ci è vicino e ci assiste. E anche il Salmo ci offre una riflessione molto bella da fare. Nella prima strofa c'era quella, diciamo così, tentazione che viene rivolta anche a noi, viene detta a Gesù: si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. E noi forse, quando preghiamo e vorremmo vedere gli effetti immediati, ma diciamo veramente quel Signore mi ama?
Oppure sentiamo quelle che sono le osservazioni che vengono fatte da parte di coloro che non credono. Dice la Chiesa, i credenti stanno facendo riemergere il Medioevo, le preghiere, ma noi questa affermazione, in quanto credenti, la dobbiamo rivolgere in positivo. Sì, io mi rivolgo al Signore, perché so che il Signore mi può liberare da ogni male e portarmi il salvo, perché il Signore davvero mi ama. Il Signore davvero mi ama. Non dobbiamo mai mettere in dubbio questo. Quando ci sono delle difficoltà da affrontare, a livello singolo o a livello comunitario come quello che stiamo vivendo, ci può sorgere quel dubbio: ma il Signore mi ama, il Signore ci ama veramente? Il Signore ci ama veramente? E allora la nostra preghiera è quella del salmista: Signore, non stare lontano, vieni presto in mio aiuto. Signore, non stare lontano, vieni presto in mio aiuto. Che questa preghiera ci accompagni in questa settimana santa e ci dia la capacità di raffrontare la nostra vita con la vita di Gesù, la nostra passione con la passione di Gesù, tenendo presente che domenica prossima noi celebreremo la resurrezione di Gesù. Insieme con la resurrezione di Gesù celebreremo anche la nostra resurrezione. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Chiediamo la grazia di partecipare pienamente al mistero di redenzione del suo Figlio. Diciamo insieme: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Custodisci la tua Chiesa, dona ai suoi ministri un cuore umile, generoso e sincero, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Illumina i governanti e i legislatori, conforta le vittime delle ingiustizie umane, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci.
consiglia chi dubita, aiuta chi vuol credere, guida chi è in cerca della verità. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Soccorri i poveri, conforta gli agonizzanti, dona speranza ai disperati. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Edifica sulla carità le nostre comunità, difendi l'unità delle famiglie, dona ai giovani la gioia di lavorare per il tuo regno. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Accogli, Padre, la nostra preghiera nel giorno in cui celebriamo la passione del Signore e donaci la gioia di partecipare alla gioia del tuo Figlio risorto che vive e regna nei secoli dei secoli. Signore, disfighe in noi i nostri terreni ubertosi, mentre di vigne decori di grappoli gustosi. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane t'offriamo, per i tuoi doni elargiti, te Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua resurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo acclamiamo a te innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. Santo,
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Michele Arcangelo nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, tua è la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che m'abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Vidi, Signore, nel suo tempio, assiso nella sua gloria, i lembi del suo manto riempivano il tempio, ed intorno a lui serafini proclamavano null'altro. Santo, 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 il Signore degli
Preghiamo. O Padre, che ci ha nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua resurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Prima di concludere vorrei innanzitutto ringraziare le catechiste che in questo periodo stanno facendo di tutto per mantenere i contatti con i bambini e i ragazzi, e poi ringraziare e dire bravo, anzi bravissimo, a tutti i bambini e i ragazzi che hanno mandato quel disegno rappresentante l'entrata di Gesù in Gerusalemme, la giornata odierna, e sono stati tantissimi. Quindi siete stati bravi, anzi bravissimi, cercate di seguire anche gli altri suggerimenti che vi saranno dati durante questa settimana santa, di modo che anche rimanendo ognuno nella propria casa possiamo sentirci uniti per la stessa cosa che facciamo e sentirci uniti anche condividendo quello che facciamo. Vi dicevo all'inizio che il fatto che quest'anno non possiamo fare determinate manifestazioni può essere anche un fatto positivo, cioè ci può far riflettere su quello che è essenziale in tutte le celebrazioni che noi facciamo durante la Settimana Santa, e non tralasceremo nessuna di queste celebrazioni. Quindi di solito si faceva l'esposizione del Santissimo adesso, e poi il 40 ore domani e dopodomani. Quindi domani, lunedì, martedì e mercoledì alle 6 faremo l'esposizione del Santissimo. Lasceremo il Santissimo un 10 minuti, di modo che ognuno possa pregare da casa avendo dinanzi l'immagine dell'ostensorio e di Gesù presente nell'ostia consacrata. Poi celebreremo i Vespri, la benedizione e la Santa Messa. Giovedì Santo, la Messa in Cena Domini alle 7, la sera alle 7. La celebrazione di venerdì alle 5:30, l'azione liturgica, e la Messa della notte la anticipiamo, quindi sera di sabato alle 9. Poi domenica prossima, domenica di Pasqua, sempre la Messa alle 10:30. Tutte queste celebrazioni le potrete seguire in diretta grazie alla bontà dei nostri cineoperatori. Non facciamo il nome perché non lo sapete chi sono, vabbè, e lo rimaniamo per la privacy, non lo diciamo. Quindi auguro a tutti quanti una buona domenica. I bambini nei loro disegni li ho visti quasi tutti, no? Nella maggior parte c'era Buona Domenica delle Palme, quindi io ricambio questo augurio ai bambini, ai ragazzi e a tutta la famiglia, a tutte le famiglie della nostra comunità. Buona Domenica delle Palme, vissuta nella serenità, come dicevamo prima, senza mai perdere con la fiducia in Dio e con il pensiero che il Signore ci ama sempre, anche quando noi non lo comprendiamo, che il Signore ci è sempre vicino, anche quando ci prende la tentazione che forse è lontano e non ascolta la nostra preghiera. Il Signore è con noi, dice la Bibbia, sempre, ma soprattutto nell'ora della prova. Il Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua resurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica.
siamo